Il prossimo 4 marzo siamo chiamati a votare per le elezioni politiche ed è anche probabile, c'è un rischio, effettivamente un rischio molto alto, che non si riescano a raggiungere i numeri per formare un nuovo governo e che quindi si debba tornare alle urne. Una cosa invece è certa e definitiva: il 22 ottobre 2.400.000 veneti sono andati a votare ed in grande maggioranza hanno votato in un referendum storico per il sì all'autonomia. Allora noi abbiamo pensato, mentre impazza la campagna elettorale, si sentono anche qui sul territorio promesse di ogni genere, abbiamo pensato di chiedere a tutti i candidati di impegnarsi solennemente per sostenere questa riforma storica, cioè l'autonomia della regione del Veneto, perché arrivano candidati anche dall'esterno, sono catapultati, sono candidati nelle liste bloccate, decise da altri, e sostengono che loro faranno di tutto e il meglio per il Veneto. Allora li mettiamo alla prova nei nostri programmi, nelle nostre trasmissioni, anche all'esterno, quando andranno a parlare con i cittadini. Noi faremo vedere loro un foglio su cui ci sono poche righe in cui il candidato si impegna proprio a fare in modo che il processo per l'autonomia possa andare spedito nei prossimi mesi, una volta che saranno chiuse le urne, insomma nei mesi dopo le elezioni in particolare. Vedremo a quel punto chi terrà veramente a questa regione e alle esigenze di un'intera comunità. Sono in troppi a dire: io sono qui per difendere gli interessi del Veneto. Vediamo, mettiamoli alla prova, vediamo se firmeranno questo impegno o se si asterranno dal farlo, e ovviamente è una scelta più che legittima. Così almeno ci contiamo, così almeno sappiamo chi sono quelli che dicono di volerla sostenere e di poi passare dalle parole ai fatti, e chi invece cerca appunto di gabellare un finto impegno per una missione vera e propria al servizio di questo territorio. Vi terremo aggiornati su questo e poi alla fine noi, prima delle elezioni, daremo conto di tutti i candidati che hanno votato e che non hanno votato per sostenere l'autonomia, e così in modo che i cittadini, gli elettori, potranno votare a ragion veduta.